penso che questa è una cosa che non dovremmo dimenticare mai, dovremmo ricordare sempre quando parliamo di queste cose. Io cerco di essere velocissimo anche per lasciare spazio poi al dibattito, anche perché ci sono un po' di altro di cui volete parlare. E torno su Conegliano velocemente. Io non sono leghista, tutti voi lo sapete, io sono segretario provinciale di Forza Italia, ma in questi anni insieme al nostro segretario provinciale, insieme a Tony D'Arenzo, tutti abbiamo appoggiato sia la candidatura a presidente della provincia di Stefano Marcon che è qui, sia tutte le alleanze possibili sul territorio. Io ho sempre pensato che il centrodestra fosse una risorsa per questo territorio, anche perché siamo la maggioranza di fatto degli elettori. E a Conegliano ho voluto fortemente io, come lo avete voluto voi, che ci sia nata una situazione nella quale la Lega oggi non è maggioranza. Io ci ho creduto fortemente da sempre, che candidato sindaco fossi io o fosse stato scelto un altro, la cosa che mi importava è che ci trovassimo tutti dalla stessa parte. Questo è successo individuandomi non come candidato sindaco, ma ridendo che Marinella diceva ricordi che noi portiamo avanti le nostre istanze, io lo so che le portate avanti. Vi ho voluto fortemente in maggioranza, spero che vinciamo al primo turno l'11, ma soprattutto spero che si vinca e che voi siate al mio fianco, perché alcune battaglie che dobbiamo fare le dobbiamo fare ricordando tutti quello che state ricordando di stasera. Io ritengo oggi Conegliano una città sicura, una città mediamente sicura, ma ci vuole poco per passare da una città sicura a una città completamente insicura. Voi siete smontati, dico sempre a tutti, nelle stazioni di alcune città che sono vicine a noi. Provate a smontarci di sera a fare il viale anche a Treviso. Avete extracomunitari a destra e a sinistra. Io stesso alla sera non mi fido a smontare a Treviso a fare il viale. E sono una persona di 40 anni dentro una situazione di salute medio buona, non ho da immaginare gli anziani e bambini. Le nostre città non devono essere quelle. Le nostre città devono essere quelle come Conegliano, dove scendi in centro città, fai il viale tranquillamente, riprendi il treno quando vuoi, ma noi ci accorgeremo di aver perso questa sicurezza nel momento in cui non l'avremo più. Mi spiace che tutti parlino male di Conegliano, non è una bella città, però dobbiamo spingere sulla sicurezza, sull'ordine e sulla polizia. Io adesso dal primo giorno in cui sono stato candidato non cambio l'idea, perché siamo qua insieme a voi, perché voi siete parte di quello che io penso al futuro della nostra città. Per cui vi chiedo solo uno sforzo. Andiamo a portare a votare tutti i cittadini. Se non vinceremo al primo turno è perché non li avremo portati a votare, perché la gente sarà stata a casa, perché ritiene già di sta bene così, ma deve capire che starà male un giorno se andrà a governare per un altro, e che la sinistra venga a impartirci lezioni di sicurezza. Beh, io, si può ridere di tante cose, ma sentire la sinistra che viene a impartire a noi lezioni di sicurezza, perché penso che ci sia un limite anche la decenza. Io non sono una persona che sbraita, che ride, sono una persona che però sa quello che bisogna fare. E vi ho voluto in maggioranza come fortemente, voi avete voluto tutte le candidature, perché sappiamo cosa fare a Conegliano per il giorno dopo i servoretti. Grazie a tutti, buona serata.